Sabato, buon pomeriggio, benvenuti alla visione di Più Uno News, che come sempre una rassegna delle principali notizie dal mondo dello spettacolo. La prima riguarda l'orrore. Il Palatrussardi infatti si trasforma nel regno dell'horror, il Palatrussardi di Milano ovviamente, addobbato dalle diavolerie scenografiche di Sergio Stivaletti, mago italiano degli effetti speciali. Il grande spazio dello spettacolo milanese ospita, a partire da questa sera, il Dylan Dog Horror Festival. Subito dopo una celebrità della paura, l'attore Robert Englund, ovvero rappresenterà il fantasma dell'horror. Children of the Night e in Camere ospite col film Mindwarp. Lunedì un esempio di orrore giallo, l'opera di Nia Tsukamoto Iruko, intitolata The Goblin. Toccherà un maestro del genere, Wes Craven, primo regista della serie Nightmare, l'uomo degli incubi adolescenziali, che presenterà in anteprima La Casa Nera, in programmazione nelle sale a fine maggio. Robert Englund, che sta lavorando in una serie TV ideata da Craven dal titolo Nightmare Café, ha detto che se il regista accetterà di dirigere una volta, è possibile che l'Uomo Nero ritorni per la 7ª volta. La manifestazione, che prosegue fino a sabato 30 maggio, regala inoltre ai cultori del brivido le anteprime di Hellraiser 3 di Anthony Hickox, proprio in chiusura di questo festival. Dall'horror alla musica, produzione Colossal per Elton John ed Eric Clapton. I due musicisti inglesi si esibiranno in concerto in Italia il 6 luglio allo Stadio Comunale di Bologna, il 10 al Brianteo di Monza. Totale certezza per i due appuntamenti, spaio intorno al terzo, l'8 luglio a Roma, perché figuratevi non è stato ancora deciso il luogo che ospiterà l'estrosa rockstar e il virtuoso Slow Hand. 3 mesi fa la conferma che Elton John e Eric Clapton l'onore di 10 concerti insieme. Gli organizzatori lottano da marzo per trovare lo spazio. I due musicisti nella capitale infatti hanno proibito prima lo stadio olimpico e in seguito anche lo stadio Flaminio. Un paio di notizie su questo show comunque: per quasi 2 ore il palco sarà di Elton, poi per altre 2 si esibirà Eric, gran finale poi con duetto insieme. Occorreranno 25 tir per il materiale scenico di Elton John, ovvero 45 fondali disegnati da Gianni Versace e un per i costi della pop si separeranno. Elton John luglio a Barcellona sarà trasmessa in esclusiva a Tele1. Perdonateci, por favor, ha detto Bono Vox ieri sera, scusandosi coi fan degli U2 per il contrattempo di mercoledì. L'ultimo concerto italiano al Forum di Assago è stata così ancora una grande festa per le orecchie, per gli occhi e per i cuori di tutti i presenti in questo palazzetto di Assago, dove i U2 hanno davvero il pistone. Ma ho scoperto in campagna nel suo rango di Dana Point per gli appiccicosi Schwarzenegger e Buddy Hackett di questo pazzo mondo. Solo 6 anni fa ci davano dei fascisti, oggi anche lo scenografo Harvey Warren. Appena ti entro in casa, il primo impulso è chiamare la polizia, il secondo è chiamare da parte veramente tutto. Più.